Daniele Bison è il coordinatore responsabile del gruppo Heimlich, cioè il gruppo che sta eseguendo per tutta l'estate in spiaggia i corsi di disostruzione pediatrica. In cosa consistono, Bison? È un format molto semplice che noi portiamo da diversi anni su tutte le spiagge del Veneto orientale, da Bibbione a Cavallino. È un format che prevede una parte teorica molto breve, ma soprattutto un'esercitazione pratica sui nostri manichini didattici, un po' modificati quest'anno a causa Covid, con i quali insegniamo alle persone di disostruire le vie aeree, soprattutto in età pediatrica da 0 a 12 anni, nel caso avvenisse un incidente o un'ostruzione da corpo estraneo da bollo alimentare. Perché fatti in spiaggia? Facciamo in spiaggia perché intercettiamo molti turisti e molte famiglie, molte mamme, anche molte mamme che stanno attendendo i loro piccoli, perché abbiamo un pubblico variegato sempre molto interessato ai nostri corsi. Ricordo che prima del Covid questi corsi li facevamo anche in modo residenziale all'interno dell'ospedale e all'interno delle scuole, quindi noi cerchiamo di intercettare il maggior numero di persone possibili per spiegare in maniera semplice ed efficace come intervenire in caso di ostruzione di asfissia. Quali sono le richieste maggiori e le domande maggiori da parte dei genitori, in particolare mamme, immagino? Le mamme soprattutto sono molto preoccupate per la gestione del panico, per la gestione dell'ansia. Noi diciamo sempre che l'ansia è una cosa molto soggettiva, però se noi conosciamo quali sono le tecniche efficaci per intervenire, sicuramente riusciamo a gestire al meglio l'ansia che può capitare in un caso come questi, che diciamo per fortuna sono molto rari e dipendono molto da noi. Se noi adulti non lasciamo in giro oggetti per la casa o diamo cibo adeguato per l'età del bambino, non arriviamo mai a questa situazione. Ecco, noi oggi ci troviamo nel comune di Cavallino Tre Porti, però molti corsi sono stati fatti a Jesolo, naturalmente, dove c'è la sede dell'ospedale cittadino, e li farete anche a Caorle, insomma abbracciate praticamente tutta la costa. Sì, siamo stati anche quest'anno, come da richiesta del nostro direttore generale, da Bibbione al litorale di Cavallino. L'ultima tappa sarà questa venerdì, saremo a Caorle. Purtroppo quest'anno, causa lockdown e organizzazioni varie, siamo partiti in ritardo, siamo partiti con il mese di agosto. Speriamo che il prossimo anno, anzi auspichiamo che ritorni tutto alla normalità, e come ogni anno i nostri corsi inizieranno da metà maggio fino a fine di settembre.